Ciao ragazzi, lo vedete il palazzo alle mie spalle? È Palazzo Bahia e si trova a Cerea ed è lì che è ambientata la storia che vi racconto oggi, che per certi aspetti sembra essere uscita da alcune pagine del libro Cuore. Quella è la sede dell'Appio Spagnolo, dal nome del fondatore. Appio Spagnolo che a Cerea è conosciuta come scuola di disegno, ma non è proprio così, tra poco ci arriviamo. Intanto diciamo chi era Appio Spagnolo. Era un maestro elementare che all'epoca, siamo all'inizio del Novecento, prese a cuore il destino di tanti ragazzi, cercando un modo per riscattarli dalla vita durissima e soprattutto senza prospettive della campagna, del mondo agricolo, che all'epoca voleva dire soprattutto miseria e nessuna possibilità di cambiamento o di crescita. Pensò a una scuola di disegno, un disegno finalizzato allo svolgimento di professioni come fabbro, carpentiere, decoratore, perché erano quelle all'epoca, cercando così in questo modo di assicurare loro un lavoro dignitoso in grado di far vivere loro un percorso di crescita professionale autonomo sdoganato dalle durezze della vita di campagna. Gettò un seme a Pio Spagnolo, formare i giovani dall'alto di una propria vocazione formativa portata avanti però anche con gli occhi di chi sapeva cogliere le difficoltà e le sofferenze di questi ragazzi e anche di queste famiglie. Spesso contribuiva lui stesso alla formazione dal punto di vista economico di questi ragazzi. Perché è importante la figura di Appio Spagnolo e dell'Appio Spagnolo? Per il valore culturale che rappresenta, ma per la storia anche di questo personaggio, che fu insignito della medaglia d'oro dal Ministero dell'Educazione Nazionale proprio grazie alla fondazione di questo istituto che lui diresse dal 1910 fino al 1932 e ancora oggi rappresenta un simbolo culturale imprescindibile per Cerea, ma non solo. Si respira ancora qui dentro questo spirito che ha caratterizzato la vita di Appio Spagnolo? Sì, certo, si respira perché con i corsi che facciamo, con il legno, con la doratura, insomma, ovviamente oggi è cambiato un po' il modo di insegnare, di apprendere, perché non si fanno più corsi di falegnameria, però come l'intaglio, che è il nostro corso principale, essendo in un territorio della Bassa Veronese, dove ci sono molte aziende nel settore del legno arredo, ovviamente questo è il nostro corso di punta, insomma. E anche da questo corso facciamo anche il corso di disegno che, come sai bene Stefano, la scuola è nata attraverso il disegno, la formazione con il disegno. Noi facciamo ancora molti corsi di disegno sull'ornato, sullo stile del mobile, perché non ci dobbiamo dimenticare che qua siamo nel territorio del mobile classico. Tra l'altro, anche tu sei metaforicamente un allievo di Appio Spagnolo, vero? Eh sì Stefano, allora più di 20 anni fa mi sono affacciato a questa scuola, che tra l'altro non la conoscevo. È stato così: un giorno mi arriva il giornalino locale, un giornalino locale, e vedo la pubblicità di Appio. È stato un po' un destino, perché all'epoca io, come azienda, un'azienda di mobili, ehm, c'erano i paesi dell'est che avevano bisogno di mobili classici in stile, e ho dovuto proprio a studiare, a capire gli stili, e mi sono affacciato qua a questa scuola. E ti dico la verità che, anche se sono corsi che molti li chiamano corsi a livello hobbistico, in realtà sì e anche no, perché io come professionista, come artigiano, mi ha dato tanto, e questo mi ha dato anche una svolta nella mia azienda. Insomma, la scuola è molto importante, perché se non hai un insegnamento vai da nessuna parte. Gian Pietro è un artigiano, è il presidente di Appio Spagnolo, che è un'associazione culturale e lo è dal 2020, anche se in realtà la sua attività all'interno della scuola risale a diversi anni prima, è sempre stato un riferimento per lui. Ho detto artigiano del legno e non l'ho detto a caso, perché qui siamo nella zona tipica di produzione del mobile classico, anche se è da dire che la scuola non nacque grazie o in funzione dell'artigianato del legno. Ma ci arriviamo, occorre fare un passo all'indietro, perché in quegli anni, intorno agli anni 20, nacque anche un'importante realtà. Ci fu un artigiano, Giuseppe Merlin di Aspareto di Cerea, che iniziò una grande attività nel restauro prima e nella produzione poi, ma in questa attività lui creò anche una scuola bottega, cioè formava tanti giovani all'interno del suo laboratorio,
futuri mobilieri. La scuola L'Appio Spagnolo vede nel 1953 una tappa fondamentale del suo cammino, perché quell'artigianato del legno entra ufficialmente nei programmi scolastici della scuola, con corsi specifici dedicati a questo settore, intaglio, doratura e quant'altro. E fu un passaggio chiave perché? Perché la scuola crebbe come prestigio e come numero di iscritti. E qui cominciarono davvero a formarsi degli imprenditori, dei falegnami che avrebbero dato vita alla nuova classe produttiva del mobile della pianura veronese, con una formazione che non era più soltanto quella della bottega, ma quella curata da docenti specializzati. Chi apriva bottega all'epoca e veniva a sapere che esisteva dei ragazzi che avevano frequentato la scuola, che erano capaci di conoscere gli stili, ma soprattutto disegnare, erano i primi a essere chiamati. Dunque, Appio Spagnolo, la nostra scuola, ha dato un forte contributo al territorio, allo sviluppo delle attività artigianali. Quindi chi usciva da questa scuola aveva dei punti in più. Eh sì, aveva dei punti in più, perché, per questo motivo, perché non dimentichiamo che chi si è messo a fare i mobili a quell'epoca veniva dall'agricoltura e non aveva titoli di studio che, e questo ha dato un grosso vantaggio agli artigiani. Cosa sono quei mobiletti che ci sono lì in entrata? Allora, i mobiletti che sono qua dentro nelle teche è una piccola esposizione perché in realtà in tutta la scuola ce ne sono molti, erano chiamati capolavori. Era l'esame finale, sono mobiletti in scala 1-10 fatti a regola d'arte. Erano la prova d'esame. Sì, in effetti era la prova d'esame perché si frequentava 4 anni. Per concludere il corso, i 4 anni, era l'esame finale e facevano questi mobiletti che erano chiamati all'epoca i capolavori. E dopodiché davano anche una borsa di studio, era un libretto della Cassa di Risparmio con 10.000 lire all'interno. Ora apro una parentesi per me molto significativa. Dovete sapere che Appio Spagnolo non pensava soltanto ai maschietti, ma anche alle femmine, perché anche per loro la vita in campagna era dura. Addirittura in tantissimi casi era precluso l'insegnamento perché dovevano badare all'economia domestica. Allora che cosa fece? Sempre nella scuola aprì una sezione apposita per loro, la sezione di taglio e sartoria, in modo da consentire loro di sdoganarsi da un grigiore senza futuro come quello che poteva così permettere la campagna di quell'epoca. E aprì questa scuola, come vedete da queste foto. E oggi quei corsi, ovviamente adattati ai tempi moderni, si tengono ancora oggi. Ma torniamo al legno. Quello che si insegnava e si insegna tuttora all'Appio Spagnolo è innanzitutto un rapporto quasi intimo tra il legno, questa materia naturale, e lo spirito di creatività che deve essere stimolato da parte che si avvicina a questa materia. Ed è, secondo me, c'è anche della poesia, del romanticismo, forse ispirato anche, perché no, da quello stile liberty che all'epoca, negli anni '20, imperava, ed è uno stile fatto soprattutto di decorazioni floreali e di una certa eleganza ben precisa. Ma questa, diciamo, è una base. Ma tutto questo oggi si applica in concreto in laboratorio? L'appio spagnolo è ancora un riferimento per i mobilieri o rischia di apparire anacronistico? No, l'Appio Spagnolo è ancora un riferimento perché, come ti ho detto prima, comunque io ho avuto bisogno dell'Appio Spagnolo, se no non andavo da nessuna parte senza avere una formazione. Ma noi nei nostri corsi, e soprattutto nel disegno, abbiamo persone, che lavorano, che hanno un laboratorio in proprio, vanno a padrone e hanno bisogno proprio di imparare, perché il mobile classico, ti ricordo Stefano che non è molto semplice a disegnare, non è che col computer puoi fare certi disegni, certi ornati, e hai bisogno di manualità, e questo purtroppo negli anni si è un po' persa, però noi è il nostro punto di forza che abbiamo nella nostra scuola. La biblioteca è nata per questo motivo, cioè è aperta a tutti, soprattutto per gli artigiani, i professionisti, gli architetti, i designer. È un luogo di ricerca e studio. Ma non solo Stefano, questa biblioteca è nata anche per avvicinare i ragazzi al mondo del legno e al mondo del design. Noi è già il secondo anno che collaboriamo con un liceo qua vicino, il liceo Minghetti di Legnago,
l'indirizzo design e noi accogliamo i ragazzi, gli stagisti, dove noi artigiani andiamo a spiegare, a fare conoscere la costruzione del legno, le sue potenzialità, quello che si può fare, insomma. Cerchiamo di avvicinarli a questa realtà, insomma. Questa è l'unica realtà formativa per il legno. Un tempo c'era la famosa scuola di ebanisteria a Bovolone, prima ce n'erano anche delle altre, più piccole, in giro sempre per la pianura veronese. Adesso siete rimasti gli unici, credo. Sì, questo è vero, no, è rimasta l'unica, noi siamo un'istituzione che ha la base è il legno, perché in realtà nel territorio c'erano molti paesi che facevano questo tipo di formazione, perché come ho detto prima, negli anni 50 c'è stata l'evoluzione un po' delle attività artigianali. A Bovolone c'era la scuola di ebanisteria che è aperta nel 1986 e ha chiuso nel 2011. Noi siamo ancora qua, ovviamente la nostra scuola ha perso un po' di punteggio quando è stata aperta la scuola professionale, perché la scuola di benesteria Bovolone era un centro professionale, l'Ape Spagnolo invece non è mai stata una scuola riconosciuta, però era molto conosciuta perché si formava le persone. E le persone erano a un certo livello perché c'erano all'epoca degli insegnanti molto capaci che conoscevano la materia, conoscevano il legno. Perché siete sopravvissuti secondo te? Allora, siamo sopravvissuti perché allora, la scuola ebbe un calo di iscrizione e nel 97 debbe chiudere, però all'epoca chi era come direttivo assieme al comune di Cerea, l'amministrazione di Cerea, hanno deciso di, di passarla come associazione e siamo ancora qua oggi, cioè c'è la passione dietro e infatti nel direttivo come adesso siamo la maggior parte tutti artigiani che hanno la passione del legno, che sono nati da aziende familiari, a livello familiare. Se non c'è la passione in questo campo, nell'ambito dell'artigianato, non si va da nessuna parte.